Sprint Giovani e Lavoro per una formazione mirata e concreta. Un confronto diretto tra giovani e imprese organizzato come serata evento dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e dal Club Giovani Soci della Banca, con il patrocinio del Comune e di altre istituzioni pubbliche e private. IM Vicenza, Beltrame Group, Studio Bicego, Inglesina e Samia. Noi siamo una banca del territorio, una banca mutualistica, quindi guardiamo ai bisogni della nostra gente, delle nostre aziende, e noi abbiamo investito e investiamo molto sui giovani. Le aziende ci dicono che hanno bisogno di maestranze qualificate, di giovani motivati che non trovano. E quindi questo è anche un'altra occasione per avvicinare i giovani alle imprese e far capire come si deve prendere contatti e quali occasioni ci sono. Un'iniziativa nata già da qualche mese, che ha visto il coinvolgimento di una decina di colleghi giovani della nostra banca e che fa parte di un progetto più ampio voluto dalla nostra direzione di avvicinarci ai giovani in maniera concreta, non solo con prodotti e servizi della banca, ma con iniziative quali la partecipazione agli eventi. Quindi anche il titolo dell'evento, Sprint Giovani e Lavoro, sta a significare che al termine di un percorso di studi arrivare al traguardo conclusivo significa giocarsela bene fino in fondo e quindi raggiungere gli ultimi metri del traguardo sul mondo del lavoro, cercando di non sbagliare approccio quando si ha la fortuna di avere un primo colloquio con un'azienda. Un'occasione per essere di supporto ai giovani che cercano lavoro e che inevitabilmente dal primo approccio fino al colloquio di lavoro commettono alcuni errori. Se io voglio riuscire a trovare un lavoro, devo riuscire a dire all'altro per che cosa sono utile a quell'azienda. C'è il fatto di sapere qual è la tua preparazione, la competenza e eventualmente il tecnicismo che tu puoi utilizzare all'interno di una determinata organizzazione. E diciamo che nel colloquio si può cercare di approfondire, di indagare quelle che sono magari le caratteristiche meno tecniche, perché quelle magari le si possono vedere poi dal curriculum. Certo è che la vera prova è sempre quando poi la persona arriva in azienda. Quando un ragazzo arriva ad un primo colloquio, in particolare se è molto giovane, se è appena uscito da scuola, può sbagliare nel porsi con l'intervistatore, un po' nel modo di fare o magari anche nell'abbigliamento e nel comportamento. Ho trovato che sia stata molto utile, più che altro perché ha risposto a tanti dubbi che magari avevo su come potesse funzionare un colloquio di lavoro. Quindi magari anche il fatto che abbiano detto quali errori sono più frequenti e quindi cosa non si dovrebbe fare, mi è stato comunque utile. Dei consigli interessanti che ci hanno dato sono stati appunto quello dell'utilizzo delle lingue e comunque la capacità di relazionarsi con il pubblico. Mi è piaciuto tanto quando hanno spiegato su cosa si basano quando fanno un colloquio a una persona e cosa guardano, ad esempio le soft skills. In questo contesto, al colloquio di lavoro è necessario arrivare preparati. Un curriculum ben scritto e l'abbigliamento giusto non bastano ad offrire una buona impressione. Ad esempio, dimostrare di conoscere l'azienda alla quale ci si presenta, offrire un'immagine appropriata di sé e delle proprie capacità e abilità, prestare attenzione alle tracce che si lasciano sui social media. La nostra azienda per la selezione del personale utilizza molto i canali social, in particolare LinkedIn. Abbiamo riscontrato molto successo in svariate selezioni, sia per quanto riguarda le aree da ufficio, sia per quanto riguarda le aree produttive. Oggi LinkedIn è una delle piattaforme più strutturate per fare quella che chiamano cacciatori di test, ricerca diretta. Sicuramente il processo è sempre fatto di ricerca e di selezione. In prima battuta la piattaforma e i social possono aiutarti ad avere test per poi fare selezione.